Un corso antidiscriminazioni rivolto agli agenti della polizia locale parte a Treviso, prima città in Veneto, un progetto volto a potenziare le capacità di prevenzione, ricomposizione e contrasto delle tensioni e dei conflitti causati o accentuati da comportamenti discriminatori come il bullismo, le discriminazioni di genere, di censo e stato sociale oppure comportamenti xenofobi e razzisti. Abbiamo deciso di proporre questo percorso formativo agli agenti di polizia locale, i quali rappresentano proprio il primo interfaccia con i cittadini e anche con situazioni talora di tensione. Al progetto, realizzato con la collaborazione dell'antenna antidiscriminazioni che fa capo all'associazione iCare, partecipano i comandi di polizia locale di Treviso, Mogliano, Ponzano, Povegliano, Casier, Carbonera e Zero Branco. L'obiettivo è quello di offrire agli agenti gli strumenti per gestire con sempre maggiore professionalità il complesso dei fenomeni emergenti nella nostra società. Occorre ad esempio da un lato per chi viene nel nostro paese conoscere le regole, ma anche spiegarle loro in modo che le capiscano e le mettano in pratica. Parallelamente riprenderanno a marzo a Treviso i pattugliamenti dei parchi cittadini con l'ausilio dei mediatori culturali. Riteniamo che sia utile perché innanzitutto è difficile anche a volte confrontarsi con soggetti che provengono da realtà completamente diverse. La casistica non è uguale, non è mai uguale, i soggetti sono sempre diversi l'uno rispetto all'altro, in particolar modo quando hanno culture diverse e provenienze da paesi diversi dal nostro. Una specifica formazione e la presenza dei mediatori culturali durante i controlli è finalizzata a rendere più efficace l'azione di prevenzione dei conflitti e l'educazione alla civile convivenza.